Eccola! Ma su! No. Oh, 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 oh! Buongiorno bellissimi! Questa è la quarta tappa. È una tappa un po' particolare perché invece di camminare, di spostarci da un posto all'altro, faremo qualcosa. In particolare, io e Zanzi costruiremo una zattera. Quelli che mi hanno seguito sui social sanno che dopo la foresta umbra ho fatto un sondaggio perché mi faceva male un ginocchio, ho dato delle opzioni. Tra queste voi avete deciso di farmi tornare a casa con Nazzaro per riposare un pochettino. Abbiamo fatto un giorno di pausa, ho comprato una nuova camicia che voi avete scelto, questo perché quella vecchia, per chi non l'avesse visto, si è strappata tantissimo col camminare. E infine abbiamo deciso, ho proposto sempre con i sondaggi diverse opzioni e tra queste avete scelto proprio la creazione di una zattera. È divertente perché mi aspettavo tutt'altro, ma questa è un'avventura e non sempre le avventure vanno come noi ci aspettiamo e non sempre sono in movimento. Oggi ci godiamo Zanzi, torniamo un po' bambini, ci divertiamo sulla spiaggia e raccogliamo anche un po' di rifiuti perché l'idea di fare questa zattera con le cose di scarto che troviamo su questa spiaggia, che purtroppo ne è piena. Vediamo cosa salta fuori. Le cose si sono già evolute, Zanzi ha deciso di fare una sfida. Quindi invece di una zattera sola ne faremo due e vediamo quale resiste di più e con quale andremo alle isole Tremiti. Guardatelo, mentre io faccio i video lui è già che corre a prendere i materiali migliori. Allora, la mia idea per la mia zattera, non so se avete visto Vita di Pi, è di fare come ha fatto lui, una sorta di asterisco, no, un cancelletto di assi, di legni, fissarli nei 4 punti centrali, all'interno metterci qualcosa che mi sosterrà e in tutti i punti esterni fissarci qualcosa di galleggiante. Qua ci sono un sacco di boe vuote, molte bottiglie e tante reti che possiamo utilizzare come legacci e sono abbastanza fiducioso che potrebbe funzionare. Non sono convinto della stabilità che potrà avere, ma penso che il progetto in sé possa essere interessante. Andiamo a studiare la concorrenza. Cosa fai, Zanzi? Sto costruendo un'arca. Guarda quanti bei materiali che hai già accumulato. Ho preso anche No, che una bella! stangina. È la cosa più essenziale dell'imbarcazione. Senza di questa qua l'imbarcazione non va. Vai a giocare con i tuoi giochi, per favore, mi lasci in pace. Ho un vicino ed è anche antipatico. Secondo me non vola. Che carina! Lui è già qui, noi siamo ancora in alto mare. Ah! Beh, direi che sono abbastanza soddisfatto con i materiali che ho trovato finora. La base c'è.
Queste boe mi danno molta sicurezza, dobbiamo adesso solo capire come fissare il tutto al meglio. Non ho trovato molte corde, molto materiale per legare. La mia idea è quella di mettere le boe nei 4 angoli e poi di dare stabilità fissando delle bottiglie vuote sui punti estremi di tutti i pali, così da avere un po' di... Ci hanno trovati, Zanzi! Zanzi! Oh 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 oh. Abbiamo trovato il tesoro. Il tesoro, mamma mia. No, forse no. Ho i miei dubbi, Simone, i miei dubbi. Zanzi è a buon punto, è stato molto veloce. Noi siamo un po' indietro, ma adesso lo raggiungiamo. L'unica cosa che mi preoccupa un po' è la mancanza di legazzi. Ecco, andiamo a studiare un po' la concorrenza. Dovete sapere che Zanzi aveva già costruito una zattera, quindi parte avvantaggiato. Ho l'impressione che sia un po' strettino, potrebbe dondolare così a destra e a sinistra. Ah, ecco, sta portando un po' più di struttura adesso. Vediamo che cosa ci combina. Yo! E questa è tanta roba. Quella è la tua tomba, Simo. È la tua tomba quella. Ma è carina. È una tomba carina, non l'hai pagata pure poco. Domani mattina quindi terminiamo la sfida, vediamo quale delle due imbarcazioni resisterà per più di... Non lo so, ti dico già, 3 non per minuti. qualche cosa, ma c'è 4 boe e quella è l'unica vita che c'è, le altre 3 già sono morte. Ah, perché è bianca? Secondo me la buttiamo in mare, il mare ci butta di nuovo fuori. Andiamo a vedere anche il risultato
di Zanzi e faremo un sondaggio per vedere che cosa pensate voi, quale delle due funzionerà meglio e domani scopriremo la verità. Allora, esteticamente secondo me, ma no, in realtà non è male. Da lontano sembra un po' una cozzaglia di cose, da vicino invece ha un senso. Eccoci, ed è il giorno della grande prova. Oggi scopriremo se le nostre zattere sono funzionali e se come naufraghi sopravvivremmo oppure no. Siamo particolarmente fortunati perché c'è un sacco di vento, tante onde, quindi il mare è agitato e possiamo mettere veramente alla prova le nostre creazioni. Io, in tutta onestà, punto tutto su quella di Zanzi. Penso che la mia zattera abbia un'ottima idea, però strutturalmente non è molto resistente, quindi col dondolio tutti questi punti in cui ci sono le corde si muoveranno, ci sarà il rischio che si graffino, che si spezzino, le boe si solleveranno, quindi tutta la parte centrale sarà più bassa, probabilmente avrò il culo bagnato tutto il tempo, però penso che l'idea sia buona. Invece la struttura che ha creato Zanzi è molto più compatta. Il fatto che abbia fatto passare i pali all'interno dei buchi delle boe rende il tutto sicuramente molto più saldo e fermo. Non si affida solo alle legature. L'unica cosa che un po' non mi convince è che mi sembra strettino e con tanto galleggiamento centrale, quindi per fortuna ha aggiunto le due boe nere, altrimenti sono convinto che si sarebbe ribaltato lateralmente. Però in realtà Zanzi non sta creando un remo, questa serve ad abbattere le altre zattere. Ecco come si inizia la pirateria. Abbiamo fatto anche un sondaggio per sentire la vostra opinione, per sapere quale zattera secondo voi resisterà meglio, quale invece affonderà prima, e c'è un'ottima maggioranza che punta tutto su quella di Zanzi, quindi devo dire che siamo d'accordo. Quella mi tiene! E ci siamo! Resiste, raga! Resiste! Ci sarà su! Galleggia! Altro che no! Si sta alla grande! Magari il fatto di stare col sedere nell'acqua alla lunga può dare qualche problema, quindi magari farlo un po' più altino, ma è comodissimo! Guardate, guardate! Spettacolo! Uno spettacolo! Abbiamo perduto un pezzo, si è spezzato un legno e qua si è rotto un legaccio. Direi che sono super soddisfatto, mi sono divertito un sacco e vi dirò, ha resistito anche un bel po'. Essendo un primo esperimento direi che se dovessi rifarlo saprei come renderlo molto più resistente. Voglio naufragare, Zanzi, è troppo bello!
Dai, oh, ha durato, ho visto che dall'alto Alla fine non si è rotto il legazzo, ma si è rotto un palo proprio. va bene, dai. No, sono soddisfattissimo, è bellissimo. There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down, glory. Oh, siamo un po' tapperati. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and Sali Zanzi! Aspetta che mi ci abbassa le pantaloni. Non so se ci conviene Zanzi andare tanto a largo. Direzioni tramite! Mamma mia, Simone! Bellissimo! Tiriamoci che voglio che porca d'onda! Oh ragazzi, se non l'avete mai fatto dovete farlo, è spettacolare. Ragazzuoli in due! È spettacolare! Mamma mia che bella! Non so se realmente la smonteremo questa, forse ce la teniamo qua. Tanta roba! Cioè raga, che spettacolo! Adesso è meglio se ci teniamo, perché mi sa che finiamo di nuovo nella zona delle onde. Vai, vai! Vogliamo affrontare le onde? Cos'era quella cosa? Bellissimo! Cos'era quella cosa? Si chiama Furia la barca anche perché cavalca le onde! Via, che roba! Che spettacolo, raga! Questa prova è stata davvero molto, ma molto divertente. Chissà se la prossima sfida sarà Altrettanto bella. tanto bella. Che meraviglia, che spettacolo. È stato bellissimo, divertentissimo. La zattera di Zanzi ha resistito molto meglio come molti di voi avevano supposto e ci siamo divertiti un sacco. È stato bellissimo, veramente. Adesso smantelliamo le zattere perché chiaramente non possiamo lasciarle così. Cercheremo di mettere in ordine i rifiuti che abbiamo utilizzato. Non possiamo portarli via purtroppo, ma almeno li mettiamo in un punto tutti assieme, le boe, e cerchiamo di far sì che non si sparpaglino in giro per la spiaggia come erano prima. E niente, adesso questa era la nostra quarta tappa, una tappa inaspettata e particolare che in realtà sta dando una piega particolare al viaggio in sé. Perché nel sondaggio che ho fatto ieri sera chiedendovi se vogliamo continuare a fare sfide con Nazario o se invece vogliamo ripartire per continuare il nostro viaggio, una grande maggioranza di voi ha scelto di continuare le sfide con Nazario. Quindi adesso ne proporremo 4 e vedremo che cosa ci chiedete di fare. Ah, dimenticavo, se questo video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. E noi ci vediamo alla prossima tappa. Ciao bellissimi! Ciao bellissimi!